Di nuovo in diretta, sì, mi scrive un ascoltatore, guardi che alle 18 c'è il GR24, guardi, onestamente lo sappiamo e ce lo ricordiamo, intendevo dire alle 18.07 per la precisione. Però restiamo sul tema degli investimenti sia italiani all'estero, quindi l'export, ma anche gli investimenti esteri in Italia, che da sempre, poi lo ricorderemo, hanno una quota bassissima rispetto alla media europea. Perché? Perché oggi c'è stata la firma di un accordo anche importante con l'ICE, che è l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione, con un ordine professionale, e allora vediamo di capire quale. Sì, parliamo degli ordini professionali del commercio con l'estero. Voi direte che cosa c'entra, anche perché questo programma non è mai stato morbido con gli ordini professionali, riteniamo da sempre che vadano cambiati per come sono fatti, che spesso siano anche un ostacolo e un mantenimento dello status quo. Ecco perché una volta tanto possiamo forse parlarne bene, visto che oggi l'ICE, quindi alla presenza del vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha la delega all'internazionalizzazione, l'ICE è l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle nostre imprese, ha firmato un accordo a livello governativo, una partnership governativa, la prima con un ordine professionale, niente proprio di meno che i notai, uno di quelli su cui spesso si dirigono i nostri strali. In realtà questo deve servire a sostenere le imprese italiane nei mercati internazionali e ad aiutare le imprese straniere a investire in Italia. Voi dite, come fanno i notai ad aiutare le imprese italiane ad andare all'estero, le imprese straniere a investire in Italia? Beh, lo scopriamo subito con il presidente dell'ICE, appunto l'Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese, Riccardo Monti. Buonasera. Buonasera a voi. Il notaio rappresenta proprio la figura, non dico quasi manzoniana, ma insomma quella più classica. Che cosa avete firmato come partnership governativa con i notai? Ma un accordo molto interessante e credo anche importante, perché sulla componente di attrazione investimenti, come sapete, una delle aree su cui l'Italia ha avuto negli ultimi tempi maggiore successo è l'attrazione di investimenti di tipo immobiliare. È ovvio che i notai sono i tutori della certezza del diritto su un'operazione immobiliare e quindi sono un partner interessante per chi vuole investire in Italia e che, come spesso avviene, è un po' spaventato dall'incertezza. Quindi sulla componente più strettamente immobiliare il notariato può dare un contributo molto forte di certezza rispetto a potenziale investitore che vuole fare un acquisto immobiliare. La seconda dimensione molto interessante è relativa al registro delle imprese online, che ha permesso all'Italia di fare un enorme salto nella classifica del doing business per quanto riguarda la facilità di mettere su un'attività economica, avendo di fatto portato anche l'Italia all'impresa in un giorno. Quindi l'Italia, grazie al registro imprese digitale, anche questo fatto insieme al sistema dei notai, è passato, ha saltato 40 posizioni in questa famigerata classifica doing business che tutti gli operatori del mondo guardano. E quindi, se ho ben capito, intanto per gli investitori esteri ci sarà questa partnership per cui il notariato darà certezza all'investitore sulla parte immobiliare in primo luogo? Esattamente. E E sulle imprese italiane che vanno all'estero invece? Ma ovviamente questo accordo con il notariato è molto più orientato agli investimenti stranieri. Agli investimenti stranieri verso l'Italia, sia l'immobiliare sia per quando si crea una nuova iniziativa per la creazione di impresa, quindi non è pensata in outgoing, ma è pensata in inbound, come si dice in gergo. Mentre voi oggi avete presentato anche la guida Doing Business in Italy, l'Investment Guide 2015, quindi è uno strumento che dovrebbe servire agli investitori stranieri anche qui per capire le tante e ahimè delle volte complicate forme giuridiche societarie italiane, ma non solo, tutta la normativa, la contrattualistica, tassazione, incentivi. È questo l'obiettivo? Sì, diciamo che tutti i paesi hanno degli strumenti di questo tipo per orientare investitori. L'Italia, che è nota, ahimè, per essere molto complicata, non aveva uno strumento del genere, che invece da oggi online abbiamo approfittato di questa grande conferenza internazionale in cui tutte le agenzie di attrazione investimenti del mondo sono riunite con noi a Milano. Tra l'altro hanno nominato l'ICE
vicepresidente dell'organizzazione, quindi diciamo vogliamo diventare un membro molto più attivo di questa organizzazione, e abbiamo presentato questo strumento che è uno strumento a mio avviso molto utile e comunque certamente necessario. Ecco, su questo faccio notare che già noi attraiamo pochi investimenti, lei lo ricordava, lo stock di investimenti esteri in proporzione al PIL italiano nel 2013 era del 19,5%, meno della metà della media europea, perché è il 49%, ma la Francia per esempio ha il 40%, la Francia che è considerata un paese chiuso, nazionalista, ha quasi il 40% di investimenti esteri in rapporto al PIL. La Gran Bretagna è nota per essere il paese forse più aperto in Europa, di quelli grandi ha il 63%, la Spagna ha il 52%, noi siamo meno della metà come valore degli investimenti esteri rispetto al PIL. E poi se si guarda la distribuzione, i 2/3 degli investimenti si ferma in Lombardia, qualcosa arriva al Veneto e al Piemonte e all'Emilia, il centro Italia e il sud Italia non esistono nei processi di internazionalizzazione e di investimento. Lì, Monti, c'è qualche altra iniziativa che state cercando di svolgere, roadshow internazionali? Sì, stiamo lavorando all'interno del grande programma straordinario di promozione Made in Italy a un capitolo importante sulla parte investimenti. Già qualche risultato lo portiamo a casa. Nel 2014 abbiamo superato i 21 miliardi di investimenti in incoming, che comunque è una cifra che è molto più presentabile, pur essendo ancora molto bassa, come diceva lei, rispetto al recente passato. Siamo a un più 20%. Sì, erano 17 nel 2013, 22 nel 2014. Stiamo per esempio avendo anche dei buoni sconti su investimenti cosiddetti greenfield, cioè investimenti di nuove iniziative che sono i più pregiati e sono cresciuti di circa il 31% nel 2014, quindi dei riscontri ce li abbiamo. Adesso andiamo in accelerazione creando questa rete internazionale di esperti del settore investimenti che verranno distribuiti nelle principali piazze finanziarie presso gli uffici dell'ICE, e poi si va avanti in maniera molto, molto rapida con tutte le leggi di semplificazione e di supporto agli investitori che sono state nei vari decreti messi a punto negli ultimi mesi, che piano piano vanno a regime. Devo dire che il Job Act sta riscontrando un grosso interesse. Tutti gli operatori ci chiedono notizie di quali sono i miglioramenti in termini di vincoli sull'impiego delle risorse umane che ci portano. Sì, assolutamente. Piaccia o non piaccia, è un elemento che viene visto come maggiore semplificazione e flessibilità. Ultimo aspetto, Monti, visto che ce l'ho in collegamento, il nostro export. Voi avete dichiarato che puntate ad arrivare a 50 miliardi quest'anno, se ben ricordo. Di più? 50 miliardi aggiuntivi entro fine 2016, sì. Non solo quest'anno. Entro fine 2016, grazie per avermi corretto. Come sta andando? Perché noi abbiamo raccontato la settimana scorsa, per esempio, buone reazioni su 3 settori chiave: calzaturiero, tessile, abbigliamento e alimentare, perché c'erano le assemblee delle associazioni di categoria. Con però questo grosso caveat, questo grosso anche dubbio sull'evoluzione della crisi ucraina e quindi dell'export verso la Russia, che pesa moltissimo in questi settori. Vorrei capire se ci sono altre aree che si stanno risvegliando, e visto che l'euro obiettivamente a 1,12 aiuta. Sì, diciamo che ci sono mai come in questo caso delle forti tinte chiaroscure, fortissima negli Stati Uniti, dove siamo andati oltre il 35% di crescita nei primi 4 mesi dell'anno, forte contrazione ancora in Russia, alcuni paesi europei come la Germania e la Polonia che hanno ripreso bene. Nel complesso tra i chiari e gli scuri vincono i chiari, diciamo così, e siamo intorno a più 4,5% per i mesi dell'anno, quindi devo dire che siamo perfettamente in linea con il target che ci siamo dati biennale di arrivare ai più 50 miliardi. Noi speriamo di chiudere il 2015 oltre i 500 miliardi di beni e servizi in giallesso, quindi una cifra molto importante. Direi che siamo abbastanza on track, se non ci saranno grandi traumi per raggiungere questo obiettivo. Allora, in bocca al lupo a tutte le imprese italiane esportatrici e sperando appunto che l'ICE possa essere sempre più utile. Noi siamo fiduciosi, quando vediamo che qualcuno si muove. La vecchia ICE non ci piaceva per nulla, la nuova mi sembra che stia dando strumenti, che poi quello che deve dare è strumenti, consulenza e possibilità, poi il resto lo deve fare l'imprenditore. Grazie al presidente dell'ICE Riccardo Monti.